Scuola in 3 anni 1000 iscritti in meno, i riflessi dello spopolamento in provincia sempre più evidenti anche nel numero di studenti degli istituti di ogni ordine e grado. Apriamo con questa edizione l'edicola di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di lunedì 28 luglio 2025, tema messo in primo piano dal Gazzettino di Belluno in prima pagina. A settembre dell'anno 2018 gli studenti delle scuole bellunesi erano complessivamente 23.746, fra meno di 2 mesi nei diversi ordini di scuola risponderanno alla prima campanella in 20.370. Negli ultimi 8 anni la popolazione scolastica bellunese, figlia dello spopolamento e della denatalità, è scesa con una media di 422 studenti ogni anno, una media sforata nel corso dell'ultimo anno che ha segnato un saldo negativo di 511 unità, addirittura di 937 se si tiene conto degli ultimi 3 anni scolastici. Insomma, un crollo che non sembra destinato a fermarsi, figlio del caro demografico e foriero di conseguenze per la sopravvivenza delle scuole, soprattutto in montagna. La più penalizzata è la scuola media, elementare e asilo, però non se la passano benissimo. Si salvano, si fa per dire, solamente le superiori e i licei. L'articolo di Giovanni Santin lo troveremo a pagina 3. E dalla prima pagina ancora del Gazzettino di Belluno, effetto giochi sulle case, vola il settore immobiliare, l'approfondimento di Moranduzzo a pagina 2. Feltre, Portoria apre la settimana del Palio trionfando nella sfida delle Cernide, il giallonero di Portoria colora Piazza Maggiore, musici e sbandieratori dell'Aquila Bicipite conquistano l'ennesimo titolo di campioni della piazza alla sfida delle Cernide che si è tenuta sabato sera dopo la presentazione ufficiale della manifestazione che avrà il suo culmine il prossimo fine settimana. L'approfondimento di Mammani a pagina 6. E ancora esclusa dalle Olimpiadi per favorire le oriunde, Zoldo mobilitato dopo la decisione su Mia Campo Bagatin. Ha difeso decine e decine di volti i colori azzurri anche ai mondiali, ma Mia Campo Bagatin, hockeyista zoldana reduce da 2 stagioni al top in Serie A con la casacca della squadra di casa, vice campione d'Italia per 2 anni consecutivi, non parteciperà alle prossime Olimpiadi. E Tito Meneghetti, presidente dell'USG Zoldo, lancia una proposta protesta. D'ora in poi le discatrici italiane non rispondano più alle convocazioni della nazionale. Un fulmine a ciel sereno, quello del taglio di Mia, proprio perché in virtù delle tante convocazioni inanellate in questi anni la giocatrice ci aveva fatto più di un pensiero, subordinandovi anche alcune scelte personali e professionali. Un'amara sorpresa anche per il presidente giallo-verde che pure lo scorso dicembre aveva previsto tutto in vista dei giochi. La federazione vuole ingaggiare atleti e atlete italo-canadesi da inserire nelle 2 rispettive nazionali e far loro vestire la casacca azzurra. È sempre accaduto, è uno schifo e nessuno dice niente. L'articolo di Santin a pagina 15. Ancora dallo sport, l'articolo di Lazzarena a pagina 12, calcio, clemenza, la Dolomiti se la giocherà con tutti ma servirà avere coraggio. Sempre dallo sport, piccoli segnali di risveglio da Axel Bassani, ieri ottavo al Balaton Park, l'articolo di Mammani a pagina 11, pallamano, un giocatore dall'Ungheria per rinnovare le aspirazioni, l'articolo di Dell'Olio a pagina 13 e un richiamo invece per quanto riguarda la chiesa locale, sempre a firma di Santin, Belluno in calo i frati francescani Mussoi accorpata a Bolzano, Saio e cordoni scarseggiano, deriva così da una constatazione meramente numerica la decisione del vescovo di fare una unica parrocchia. L'articolo sempre di Santin lo troveremo a pagina 4. Questa è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la fragilità delle montagne, le Dolomiti, nuovo crollo sul Pelmo. Nel pomeriggio un boato seguito dalla tradizionale nuvola di polvere causata dalla caduta di detriti. E il Caregon del Padre Eterno ha perso un altro pinnacolo nella parete nord-ovest, l'allarme lanciato dai tanti escursionisti in zona. E vediamo, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, a sinistra la nuvola bianca che segnala il nuovo crollo sulla parete appunto nord-ovest del Pelmo. L'articolo è di Francesco Dalmassi. Incombe il maltempo, arriverà addirittura la neve in quota ed ecco la preoccupazione di nuovi crolli e colate. Ieri teatro di un distacco ancora una volta il comune di Borca di Cadore, ma dalla parte opposta dell'Antelao verso le 15 dalla parete nord-ovest del Caregon del Padre Eterno è crollato probabilmente un pinnacolo. L'approfondimento di Dalmassa appunto a pagina 15.
Nelle cronache, edilizia scolastica, Catullo, alunni nei container, a settembre riapre il Tiziano, l'articolo di Paola Dallanese a pagina 16. Sanità, a ottobre arriva il 116117, il numero per le chiamate non urgenti, l'articolo a pagina 14. E ancora, indagine sul bando Borchi, l'ex sindaco Gosetti, voci infondate contro di me, l'articolo lo troveremo a pagina 17. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio sulla prima pagina all'avvio della settimana del Palio di Feltre, bandiere e musici, vince Portori alla sfida delle cernite del Palio di Feltre. Notizie di carattere internazionale, ma che interessano anche ovviamente il territorio bellunese. Intesa con gli Stati Uniti, Meloni bene ma deve vedere i dettagli. Trump e von der Leyen, dazi al 15% per la UE. Ce l'abbiamo fatta, è l'accordo più importante di sempre. Tra le colline della Scozia si è chiusa, almeno per il momento, la partita sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea. Si è conclusa dopo un incontro durato meno di un'ora, partito con un Donald Trump accigliato e una Ursula von der Leyen dal volto poche volte così tirato, confermata la tariffa base del 15%. Meloni, premier italiana, bene ma devo vedere i dettagli, gli approfondimenti all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Addentriamoci all'interno del Corriere delle Alpi passando direttamente alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo, eccola qui, la troviamo a pagina 14. Guardia medica, a ottobre si cambia, per chiamate non urgenti ci sarà il 116117. Risponderà la centrale di Mestre, dove ci saranno un medico e 35 operatori, si potranno chiedere informazioni e consigli. L'assessore regionale Lanzarin, un sistema di accesso facilitato alla medicina del territorio. Un nuovo numero di prima utilità andrà inserito nella rubrica telefonica dei bellunesi. Si tratta del 116117 che da ottobre sarà attivo dalle 19. A rispondere sarà un operatore della centrale di Mestre, che sarà a disposizione anche degli utenti delle province di Venezia. Qui la sperimentazione è partita lo scorso mercoledì, e di Treviso. Si tratta di un numero di telefono per le cure non urgenti che si affianca al ormai consolidato 118 per le urgenze ed emergenze mediche. Le due centrali dialogheranno tra loro, i singoli casi potranno venire dirottati all'urgenza oppure a servizi non urgenti. Il 116117 ingloba anche il servizio di guardia medica e diventa la principale porta di accesso per la medicina del territorio. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi: il Pelmo perde un suo pinnacolo, nuovo crollo sulla parete nord-ovest. Un boato ha allarmato i tanti escursionisti presenti nella zona, i sindaci Lorenzini e Sala sul posto per le verifiche. Vediamo appunto in questo scatto il crollo sul Pelmo, linea di frana dell'ottobre 2023, dove ci fu appunto un'altra frana, e vediamo quella attuale con la polvere innescata subito dopo la caduta della roccia. L'emergenza viabilità, Alemagna, sentinelle di ANAS per monitorare a vista la colata, servirà una finestra di bel tempo per posizionare i sensori per la frana. Continuiamo con notizie che interessano in questo caso il capoluogo. Intervento concluso al liceo Tiziano, il ritorno nelle aule da settembre. Proseguono i lavori a Liti Segato, a Lipsia Ottica di Pieve, le nuove strutture pronte per l'anno scolastico 2026-2027. Stiamo investendo oltre 40 milioni di euro per sistemare a vario titolo le scuole superiori del territorio. Questa è la dichiarazione di Marzio Sovilla, consigliere provinciale delegato appunto all'edilizia scolastica. Fatto di cronaca che ci porta a Cibiana di Cadore, articolo a firma di Francesco Dalmas, l'inchiesta sul bando Borghi. Gosetti, ex sindaco, troppe voci contro di me, contributi a un mio progetto. L'ex sindaco: non sono io la persona di cui Gerardi non avrebbe dovuto fidarsi, ne sono certo. Basta chiacchiere, quando le carte avranno parlato mi farò valere. Questa è la dichiarazione appunto dell'ex sindaco del comune di Cibiana di Cadore, Mattia Gosetti. Notizia che troviamo sempre in questa pagina: di Pietra, trionfo senza freni, la Coppa d'Oro regala spettacolo, 74 auto storiche in passerella, ieri il gran finale nel cuore di Cortina. Siamo a pagina 18 del Corriere delle Alpi. San Nicolò di Comelico, nuova vita per il bivacco Piva, il CAI Val Comelico in festa. La struttura completamente sistemata ora dispone di 12 posti letto, l'intervento sostenuto con fondi regionali e specifici del Club Alpino Italiano. Notizia di spalle, va a Cortina, al suo posto Don Antoniol, l'annuncio durante la messa domenicale. Don Clorindo saluta Costalta e San Pietro, vedrò le Olimpiadi.
E ancora a Costalta c'è un nuovo murale, Zampol ritrae i lavori del bosco, inaugurazione durante la cerimonia finale della Settimana dell'Arte. Purtroppo una tragedia invece avvenuta nel mondo del lavoro, infarto in cantiere, muore dopo 3 giorni. Januario Graziano stava lavorando in un hotel di Cortina, lunedì ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale. Si è sentito male in cantiere a Cortina, soccorso e ricoverato in ospedale a Belluno, è morto dopo 3 giorni. Januario Nario Graziano, capocantiere residente a Cappella Maggiore, aveva 58 anni e tra un paio di anni sarebbe andato in pensione. Lunedì scorso in mattinata si trovava all'hotel di Cortina dove l'impresa edile stava realizzando una piscina. Già a dicembre aveva avuto un brutto incidente sul lavoro, ricorda la moglie Sonia Dalcole, quando si trovava sempre in un cantiere a Cortina in un'abitazione privata. Aveva dovuto fermarsi per diversi mesi per colpa di una caduta. Mio marito all'epoca era stato sottoposto a continue cure e terapie e ne era venuto fuori bene. A maggio aveva ripreso a lavorare sempre in un cantiere di Cortina, anche se svolgeva lavori più leggeri pur in qualità di capocantiere. Poi lunedì mattina, mentre lavorava, gli è venuto un capogiro, l'hanno seduto e pareva riprendersi ed è quindi ritornato al lavoro. Poco dopo si è accasciato e ha perso conoscenza. Gaza muore di fame, anche il vescovo in Piazza Duomo per la Palestina. L'iniziativa, partita a livello nazionale, ha visto in provincia l'adesione della diocesi e di alcune associazioni. Alle 22 il suono delle campane. Vediamo appunto in questo scatto l'iniziativa che si è svolta anche a Belluno nella giornata di ieri alle ore 22. Alleghe, tamponamento tra auto, un ferito all'ospedale. E continuiamo con Feltre, sempre leggendo le pagine del Corriere delle Alpi. Portoria vola sulla cittadella, vittoria alla sfida delle Cernide, piazza d'onore a Santo Stefano davanti a Castello e Duomo, plauso ai volontari mobilitati dietro le quinte della kermesse. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti degli sbandieratori che si sono esibiti nella giornata di sabato sera. Il programma via la settimana del Palio, partenza con le cene in strada. Tutte le informazioni potete trovare direttamente sul sito paliofeltre.it. E noi continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi. Prima di passare all'edizione del Gazzettino siamo a Sovramonte con pagina 21. Piatti in tavola all'antica torre dopo 2 anni di chiusura. Riaperto il ristorante del Parco delle Dolomiti con la gestione di Manuel Polin. Lo chef soddisfatto dell'affluenza, ma servirebbe più personale e non si trova. L'articolo di Stefan De Barba. Teseo Maggiore, domani in consiglio assestamento di bilancio e prodotti del territorio. E ancora avventure nella Val Senaiga, sono partiti i trekking in zona. Il maltempo non ha fermato la prima uscita con la Proloco di Lamon, tappa al bus della Bela e poi visita alla cascata del Salton. Seren del Grappa, Valle tirata a lucido grazie al volontariato. Altre belle notizie che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi. Passiamo invece adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno. La notizia in principale appunto riguardava il mondo della scuola e ahimè il calo degli studenti in provincia di Belluno. L'approfondimento l'abbiamo già letto, leggiamo quindi solamente il titolo. Banchi e aule vuote, in 8 anni persi quasi 2.400 studenti, è l'effetto plastico dello spopolamento, ogni 12 mesi oltre 422 ragazzi in meno, il crollo tocca le medie, meno 356 dal 2023, si salvano soltanto le superiori, ma comunque il calo è sempre negativo, è stato registrato un meno 84. Sono 199 i bambini in meno all'asilo, mentre il segno negativo tocca quota 298 alle elementari. A settembre 2018 si contavano 23.746 iscritti dall'asilo ai licei, oggi invece sono appena 20.370. E si parla sempre di scuola con un altro articolo a firma di Giovanni Santin, docenti universitari bellunesi a lezione di educazione e pedagogia in Val di Sole, 2 percorsi formativi sull'insegnare e sulla condivisione delle relazioni. Diocesi di Belluno Feltre che cambia, i frati lasciano e ora Mussoi fa parrocchia con Bolzano, il nuovo parroco è Don Gianni Trevisani, il vescovo parla di cammino condiviso.
Notizia di spalle, biblioteca civica tra orario ridotto e organico all'osso, sono questi i temi per la nuova direttrice al lavoro da settembre, parliamo di Laura Pontin. E ancora continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, un archeologo e una grafica stilisti per amore della montagna. Tiziano Fantuzzi e Valentina Campagnolo creano magliette con i profili delle vette, vendite online le prime dal civete. Vediamo appunto gli autori di questa nuova iniziativa che interessa due giovani presenti in provincia di Belluno. L'evento esordio rifugio a Verao per la rinata corale Cortina, sorta sulle ceneri del precedente coro, si è esibita in canti sacri di montagna, composta da 22 elementi tra uomini e donne e guidata dal maestro Cordella. Sempre da Cortina la Coppa d'Oro ai Fratelli di Pietra con la Fiat 508C, notizia già letta anche sull'edizione del Corriere delle Alpi. A Longarone invece Malga Palughet, l'offerta si amplia, ora anche pasti caldi. Concludiamo con lo sport. Axel Bassani si riaffaccia nella top 10, 3 piazzamenti tra i primi 10 nel weekend ungherese. Nel mondiale Superbike il pilota feltrino dà così segnali di risveglio e si ritrova 11° nella classifica generale. E ancora sport, calcio, Serie C, Clemenza, volevo ritrovare la Juve, parla l'ex bianconero, fiore all'occhiello del mercato della Dolomiti Bellunesi, ce la giocheremo con tutti, sarà importante avere coraggio in trasferta. L'intervista di Matteo Lazzarin vi aspetta a pagina 12 del Gazzettino di Belluno. E con questa notizia termina l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.